Oggi ci troviamo a Comano, siamo poco sopra l'abitato di Ponte Arche e assieme a Renza Giuliana andremo a raggiungere una cima strepitosa dal punto di vista panoramico, il Monte Casale. Adesso partiamo, seguiamo il sentiero 411. Si parte! Siamo arrivati al parcheggio Le Quadre, siamo a 1450 metri di quota. Qui è l'ultima possibilità di parcheggio, però per arrivarci bisogna acquistare un pass al paese di Comano. Abbiamo raggiunto il Monte Casale. La cima è spettacolare, regala un panorama pazzesco su cime e su ben 5 laghi. Purtroppo oggi il tempo non ci permette di godere del bellissimo panorama, ma noi ve lo faremo vedere lo stesso. In lontananza il gruppo del Brenta avvolto dalle nuvole e ora vediamo i 5 laghi: Lago di Garda, Lago di Cavedine, Lago di Toblino, Lago di Santa Massenza e Lago di Molveno. Ora andiamo verso la croce del Monte Casale dove c'è un bel punto panoramico. The smoke is clear. Lasciamo la croce del Monte Casale e ci dirigiamo verso il rifugio Don Zio Pisoni, che è qui poco distante. Guardate che prati meravigliosi.
Nulla da invidiare per ricchezza botanica a quelli del Monte Baldo. Memories drop and ring like bombs in my head. And I don't know if I could have done more. And I don't know if it was my fault or yours. So I'm still fighting after the war. Terminata la nostra sosta caffè al rifugio Don Zio, continuiamo la nostra camminata seguendo il segnavia 427. It's just my phone in the night can start the war again. Pull the trigger, press send and go. Catch a plane before sunset. Kneel down and say come back. Say baby I was wrong, I need you home. But I don't know if I love you anymore. I don't know if I loved you before. So I'm still fighting. Siamo giunti alla conclusione di una bella camminata sul Monte Casale. L'itinerario è tranquillo, non presenta particolari difficoltà, ma è richiesto un po' di allenamento perché comunque sono 750 metri di dislivello. Arrivati in cima al Monte Casale godrete di un super panorama e l'unico punto ristoro è il rifugio Don Zio. Vi ricordiamo che se volete accorciare il percorso potete arrivare fino al parcheggio Le Quadre, parcheggio a pagamento, e da lì in una ventina di minuti arriverete al rifugio. Come sempre vi salutiamo e vi diamo appuntamento alla prossima!